capitano Fabio Arzu, effettivo al 151° Reggimento Fanteria Sassari. Comandante di compagnia, nel corso di una complessa operazione nell'area di Bala Murghab, accorreva in soccorso a un posto di controllo di militari afghani sotto attacco, perpetrato da insorti con l'impiego di mortai e di armi portatili, che causava la perdita di un poliziotto locale. Con indomito coraggio, singolare perizia e sprezzo del pericolo, alla testa dei propri soldati, consapevole dell'elevato rischio, guadagnava una posizione dominante dalla quale neutralizzava l'intervento ostile, salvaguardando l'incolumità del personale. Comandante che ha contribuito a dare ulteriore lustro e prestigio all'esercito italiano. Miran Zai, Afghanistan, 19 dicembre 2011. Consegna la medaglia il generale di Corpo d'Armata Luigi Francesco De Leverano. Foto. Medaglia di bronzo al valore dell'esercito al sergente Claudio Arui, effettivo al 3° Reggimento Bersaglieri. Attenti! Comandante di squadra fucilieri, nel corso di un'operazione di scorta a un convoglio nell'area di Bala Murghab, veniva coinvolto in un pesante attacco perpetrato da forze ostili con armi portatili e razzi. Ricevuto l'ordine di raggiungere la sommità di una collina per dare copertura al personale del plotone, con sprezzo del pericolo manovrava con assoluta perizia la propria unità, riuscendo a contrastare e far ripiegare gli insorti. Sottufficiale che con il suo coraggio e determinazione ha contribuito a dare ulteriore lustro all'esercito italiano. Bala Murghab, Afghanistan, 27 ottobre 2011. Consegna la medaglia il generale di Corpo d'Armata Luigi Francesco De Leverano. Foto. Pierluigi Congiatu, effettivo al 5° Reggimento Genio Guastatori. Sottufficiale in possesso di pregevoli qualità militari, sorrette da un'elevatissima preparazione tecnico-professionale, impiegato quale nucleo pubbliche calamità del 5° Reggimento Genio Guastatori presso il dispositivo operativo schierato dalla Brigata Sassari in Olbia per l'emergenza alluvionale dell'ottobre 2015, si è rilevato quale elemento di straordinaria professionalità e cardine del nucleo di intervento nella delicata fase emergenziale di soccorso alla popolazione olbiese. In particolare, la notte del 1° ottobre 2015, durante lo svolgimento di una delicata attività di monitoraggio del livello del Rio Siligheddu, già esondato a causa delle incessanti precipitazioni piovose, si adoperava con encomiabile slancio e straordinario tempismo, eccedendo di gran lunga le specifiche competenze, a condurre in salvo una famiglia locale composta da 8 persone impossibilitate a lasciare l'area, già compromessa a causa dell'esondazione in corso del fiume, evitando l'ulteriore permanenza nella località a rischio. Splendido esempio di sottufficiale che ha contribuito in maniera concreta e determinante ad esaltare il prestigio del 5° Reggimento Genio Guastatori, l'immagine della Brigata Meccanizzata Sassari, del 2° Comando delle Forze di Difesa e di tutta la Forza Armata. San Giorgio a Cremano, 25 gennaio 2016. Consegna il riconoscimento il generale di brigata Arturo Nitti. Encomio semplice al caporal maggiore caposcelto Massimo Onano, effettivo al 5° Reggimento Genio Guastatori. Graduato in possesso di eccellenti qualità umane e di un'elevatissima preparazione tecnico-professionale, impiegato nel nucleo di pubbliche calamità del reggimento presso il dispositivo operativo schierato dalla Brigata Sassari in Olbia per l'emergenza alluvione del recente ottobre 2015, si è rivelato esempio di professionalità ed elemento cardine del nucleo di intervento nella delicata fase emergenziale di soccorso alla popolazione olbiese. In particolare,
La notte del 1 ottobre 2015, durante lo svolgimento di una delicata attività di monitoraggio del livello del Rio Selighetu, già esondato a causa delle incessanti precipitazioni piovose, unitamente al nucleo in attività di osservazione, si adoperava con encomiabile slancio, eccedendo le specifiche competenze, a condurre in salvo una famiglia locale composta da 8 persone, affinché si evitasse di far sostare l'intero nucleo familiare in un'area critica a causa dell'esondazione in corso del fiume. Chiarissimo esempio di graduato animato da straordinario spirito di appartenenza alla specialità del genio, che con intelligenza e sincero amor proprio interpretava in modo encomiabile il delicato ruolo assegnatogli, contribuendo ad accrescere il prestigio e l'immagine del 5° Reggimento Genio Guastatori nel contesto nazionale di riferimento. Sassari, 16 dicembre 2015. Consegna il riconoscimento il generale di brigata Arturo Nitti,